lui ritiene di voler modificare. Prima di tutto gli obiettivi. Il Congresso provvede a norma di statuto all'elezione dei componenti in Consiglio nazionale, all'elezione del collegio dei provvediti, all'elezione del collegio dei revisori dei conti, all'approvazione del presente regolamento. E questo già lo sappiamo perché è dentro lo statuto. Votazione. Le votazioni avvengono per alzata di mano, a votazione palese, oppure su richiesta scritta di almeno la metà dei delegati a scrutinio segreto. Durante le votazioni sono sospesi i lavori delle commissioni e richiamati in aula tutti i delegati per votare, appunto. Sarò breve. Porgo a questo consesso il saluto mio personale e quello della Federazione Donne di Cagliari in qualità di responsabile per il territorio di Sassari. Ciò premesso, dopo un'attenta analisi della realtà CSS, mi accorgo della carenza di presenze femminili negli organismi dirigenti. Oggi più che mai si rende necessaria una forte presenza delle donne in tali organismi. Questa tuttavia non vuole essere solo una rivendicazione di me come donna, ma anche un incitamento alle compagne a prestare maggiore attenzione all'attuale politica che dal mondo del lavoro tende. Quindi, come dicevo, che questo mio non vuole essere soltanto una rivendicazione, ma appunto un incitamento alle compagne a prestare maggiore attenzione all'attuale politica che dal mondo del lavoro tende ad escluderle e quindi a offrire anche maggiore disponibilità per un impegno sindacale. Non dobbiamo dimenticare che il movimento delle donne ha sempre rappresentato le più straordinarie novità della società italiana, che ha avuto la capacità di scuotere la cultura di un intero paese fin dagli anni 70. È mia ferma convinzione che oggi le donne, per andare avanti, hanno bisogno di azioni positive per superare il problema del pilotaggio della politica economica dall'esterno. Questo problema deve essere affrontato e gestito dalla gente sarda e non dimentichiamo l'importante ruolo che il matriarcato ha svolto tradizionalmente tra la nostra gente. Tutto questo si rende possibile solo con una presa di coscienza della propria etnia, della propria storia, della propria cultura e in particolar modo della propria lingua, che viene ad essere irrimediabilmente elemento unificatore e caratterizzante della propria identità. Bene ha fatto, a mio avviso, la CSS in alcune occasioni per la prima volta un documento redatto in lingua, anche se costretti alla traduzione in italiano, poiché ormai l'uso della lingua si è già perso tra le nuove generazioni, le quali, anche se comprendono, non riescono però a parlarla e tantomeno a leggerla. Questo grave danno culturale affonda le sue radici nella tendenza degli anni 60-70 a discriminare coloro che la lingua la parlavano abitualmente ed anche in occasioni ufficiali. Non dimentichiamo il caso, basato alle cronache dei giornali, del matrimonio celebrato in lingua e dichiarato nullo. Ma la cosa più grave è che la formulazione della legge regionale sul bilinguismo è stata talmente ambigua da offrire il fianco allo Stato italiano perché la respingesse. Ciò potrebbe significare che la regione è gestita da partiti e forze politiche italiane e non sarde nello spirito. Trovo importante... Sì, per un problema di coscienza non poteva essere che Angelo Cremona e tanti compagni della stessa fabbrica dove lavoro potessero continuare a far parte del cosiddetto sindacato tradizionale. Io ero iscritto della CGIL, sono stato anche dirigente, ho combattuto per dei principi sani, ma lo stesso sindacato che mi avrebbe dovuto tutelare, vi ricordate, con lo sciopero della fame che è durato 14 giorni, non mi ha saputo difendere. E che io stavo preparando, ho detto non sono pronto, ma non ha nessuna importanza, anche perché questa è semplicemente una proposta che sto presentando qui, che vorrei che partisse da questo congresso, quindi una proposta da dove possono arrivare altri contributi a sostegno di questa proposta, per organizzare qualcosa, al
livello nazionale che possa contraddire, che possa condannare quell'accordo che c'è stato tra governo e parti sociali il 30 novembre. Io stavo scrivendo una mozione, visto l'accordo fatto nell'incontro tra governo e parti sociali del 30 novembre 94, dove si evidenzia ancora una volta che l'interesse dei lavoratori, le stesse battaglie fatte per non perdere quei diritti conquistati negli anni, le stesse conquiste dei lavoratori, si chiede da questo congresso partire a tutte le organizzazioni sindacali di base nazionali per l'impegno organizzativo di una manifestazione nazionale, coinvolgendo chiunque condivida che l'accordo governo-sindacati ha colpito ancora una volta l'interesse dei lavoratori, cioè non abbiamo ottenuto niente, che ha colpito quelle battaglie fatte sino all'altro giorno per ottenere che cosa? Non certo quello che è stato incluso nell'accordo. C'è questa possibilità, eccolo qui, sì, che poi magari c'avevate già la stessa intenzione, naturalmente, qualcosa è stata fatta ieri. Tu hai detto 200.000 persone sono scese in piazza e sono moltissime in proporzione al milione di persone che era sceso in piazza con tanto di organizzazione, sono moltissime considerando che non c'era stato il tempo di organizzare tale manifestazione. Guarda, non mi meraviglierei che questa cosa qui sia stata fatta apposta, sia stata tirata alla lunga proprio per non dare la possibilità alla gente di scendere in piazza. Noi dobbiamo delegittimare questo sindacato che ancora una volta ha venduto i diritti dei lavoratori. Ecco, semplicemente questo. Poi naturalmente la stessa commissione che adesso non mi ricordo, non ho sentito bene le commissioni che ci sono, ma senz'altro una di queste commissioni può elaborare questa sorta di progetto organizzativo. Il resto io vengo molto volentieri a questo convegno perché l'ho sentito. Ho sempre detto che ho avuto un maestro di vita politica e sindacale che è Beppe Melis, voi conoscete tutti, no? Mi è stato sempre vicino. Adesso, la professore senz'altro mi avrà dato 5. Anche voi. Professore. Lo conoscete Peppe Melis? Peppe Melis, faccio meraviglia. Ah, perfetto, no, ma c'è molta gente che non lo conosce e lo dovrebbe conoscere, non per evitarlo, come dicono le live, anzi per frequentarlo. Quello che stavo dicendo io questo maestro di vita comunque che mi ha insegnato moltissimo insieme all'avvocato Romeo Ferrucci, che tutti voi avete sentito nominare perché è l'avvocato della parte civile delle persone lì che hanno perso i loro cari nell'incidente di Ustica. Ecco, quindi sentendo questa cosa, sentendo veramente la voglia di avere un sindacato che non divida gli stessi lavoratori, perché oggi la divisione che abbiamo in Italia, da che cosa è data? È data da quelle stesse affermazioni che faceva Gandhi, ricordate? Dice, io non capisco, le masse qua sono pronte, induisti, buddisti, sono pronte a lottare per il pane, per uno stesso ideale, ma poi vengono divise da che cosa? Dall'interesse, dalla voglia di potere di pochi individui, capito? Che fanno in modo che gli stessi fratelli si scannino. Ecco, questa cosa non deve succedere, ecco perché noi dobbiamo partire dalla Sardegna e fare in modo che magari questo sindacato unico insieme agli altri compagni che Tiboni rappresenta, perché anche lui ha fatto una grande battaglia a Torino, conosciamo tutte le battaglie che fate, il coraggio che hai avuto a uscire veramente, mi sembra che tu stavi nella CISL, hai dato una spaccatura formidabile a livello nazionale. Ecco, noi sulla scia di queste battaglie qua potremo fare in modo che si ritorni ad avere un sindacato che possa difendere gli interessi dei lavoratori. Altra cosa che volevo dire, io sono stato stimolato dall'intervento, soprattutto dall'amico Caria che adesso qua non vedo. L'amico Caria perché parlava di degrado ambientale, degrado sociale, degrado sindacale, degrado politico dovuto soprattutto alla corruzione. Ecco, lui ha nominato la cementificazione delle coste, ha parlato del degrado che c'è nella stessa politica sarda, l'imbroglio delle elezioni che abbiamo visto con Cagliari, e loro stessi di Sardegna Nazione sono stati i primi che avevano denunciato dicendo vogliamo che il Selis, Presidente del Consiglio, intervenga su questa questione. Oggi ci rendiamo conto che gli imbrogli c'erano, avete visto quelle 26-30 sezioni dove si sono resi conto che hanno fatto gli imbrogli. Una persona aveva firmato, non mi ricordo, 130 schede, con la stessa grafia e tutto questo. Sono cose veramente terribili. Io per quanto riguarda la corruzione ho avuto un'esperienza veramente terribile che mi ha portato a combattere contro gli stessi dirigenti, i vertici della fabbrica. Ricordate, nei giorni scorsi è emerso un dato storico. Siamo riusciti a portare in processo i vertici dell'Aludix per una questione di corruzione. Avevo denunciato il direttore della fabbrica perché mi voleva corrompere, mi aveva dato una mazzetta da 10 milioni e nonostante avessi preventivamente chiamato la magistratura di quel Palazzo dei Veleni di Cagliari, che ho sempre definito così come il Palazzo di Palermo, ma mi riferisco già a 5 anni fa quando facevo le denunce contro la magistratura cagliaritana che non voleva intervenire
sugli attentati all'ambiente e alla stessa salute dei lavoratori di Cagliari. Ebbene, in quell'occasione lì io ricordo che le battaglie fatte per la denuncia della corruzione, per una questione di corruzione ancora aperta all'interno dell'Adumix, ha dato il suo frutto col rinvio a giudizio l'altro giorno del ex direttore di quello stabilimento. Ancora la battaglia non è finita, io chiedo qui un impegno alla stessa Confederazione Sindacale Sarda che si possa intanto intervenire su questa questione. Avete visto che c'è stato anche l'intervento di vari deputati e senatori del gruppo Verde che denunciavano e chiedevano i nomi dei responsabili, funzionari e anche a livello locale. Alcuni aspetti che sono stati toccati nella relazione di Giacomo, a parte della quale mi occupo, l'agricoltura, e naturalmente avrei necessità per parlarne compiutamente, ho fatto una piccola ricerca che trovate stampata, avrei necessità anche di dare dei dati, far vedere dei grafici eccetera, cosa che ovviamente non farò perché non è ragionevole farlo adesso, comunque potrete vederli nella relazione che vi verrà distribuita. Però è molto importante, secondo me, che io mi soffermi un attimo, anche se è stato ben centrato il problema nella relazione del segretario, su questi aspetti, perché è necessario fare un approfondimento, anche perché già il tema del nostro congresso, governare lo sviluppo e l'avvenire, e poi anche il fatto che molti giustamente hanno richiamato che dobbiamo dare continuità alla nostra elaborazione precedente, alle decisioni che abbiamo maturato e costruito in questi anni, mi porta anche a dire, per ciò che riguarda il settore che io seguo, cercare di dire che cosa in concreto possiamo fare. Quindi dobbiamo arrivare voglio dire questo, che dobbiamo arrivare, questa è la sede per farlo, da una proposizione di tipo generale, di linea diciamo, un tempo si diceva così, a poi obiettivi concreti con i quali confrontarsi, con forze politiche, con forze sindacali, con i quali parlare alla gente, eccetera. Allora, vediamo il problema dell'agricoltura. Naturalmente concluderò questo discorso con una proposta politica che sottopongo al Congresso. Allora, intanto parlando dell'agricoltura, una prima considerazione. Ancora una volta non possiamo che parlarne in termini di crisi, questa è una costante, per chi si occupa come me da tempo di questi problemi ormai è quasi una frase fissa, l'agricoltura è in crisi. Cosa è cambiato adesso? È cambiato lo scenario politico ed economico nazionale ed internazionale. Tutti avete sentito parlare dell'Uruguay Round, tutti avete sentito parlare del GATT soprattutto, e avete sentito parlare del fatto che l'Italia doveva entrare in Europa, siamo entrati, non siamo entrati, come ci siamo entrati, che danni creerà, eccetera, eccetera. Ecco, la situazione dal punto di vista della crisi dell'agricoltura è cambiata soprattutto per questo fatto qui, per due fattori: gli accordi internazionali sui commerci e la riforma della politica agricola della Comunità Europea. Questi due fattori in sostanza, proprio per dirla con due parole, che cosa hanno fatto? Hanno ridotto drasticamente, o si avviano a ridurre da qui al futuro prossimo, drasticamente gli aiuti che venivano dati ai produttori, cioè una sorta di ombrello protettivo che garantiva comunque un qualche reddito alla nostra agricoltura, un'agricoltura assistita, che non poteva che essere assistita per vari motivi, sono assistite tutte le agricolture mondiali. Comunque diciamo è cambiato questo scenario, cioè d'ora in poi l'assistenza, la copertura, il prezzo garantito delle produzioni tenderà a scomparire. Quindi è chiaro che un'agricoltura come quella sarda, che è già debole, che è già marginale nel contesto europeo soprattutto, figuriamoci poi nel confronto con le altre agricolture, si trova a vivere un ulteriore aggravamento della propria crisi strutturale storica, di quella che ci portavamo dietro da tempo. E questo è vero, il fatto che questo sia vero lo conferma il fatto che tutte le analisi, da qualunque parte politica provengano, concordano su questo, concordano nel dire che il problema principale dell'agricoltura oggi, parlo dell'agricoltura italiana in questo momento, il problema principale dell'agricoltura è l'isolamento, addirittura un isolamento che esiste all'interno del settore stesso, si chiama filiera agroalimentare, cioè l'intero ciclo produttivo dal contadino al mercato. All'interno di questa filiera agroalimentare, già lì dentro l'agricoltura è isolata. Troverete un grafico, vi farà notare che su 190.000 miliardi di fatturato dell'intera filiera agroalimentare, soltanto 20.000 miliardi vengono prodotti dall'agricoltura. Quindi un isolamento dentro lo stesso settore. Poi c'è un isolamento grandissimo tra l'agricoltura ed altri settori produttivi, altro che sviluppo integrato di cui si parla da secoli come slogan. Se si prende come termine di riferimento 100 lire di produzione agricola, si scopre che di queste 100 lire di produzione agricola soltanto 38 lire vanno in qualche modo in altri settori, chiamiamolo indotto, tanto per capirci, in Italia, 38 lire su 100.
diventano 53 lire in Francia, quasi il doppio, diventano 65 lire in Spagna, diventano 71 lire in Germania. Questo a dimostrazione della maggiore integrazione che c'è tra agricoltura e industria in altri paesi, quindi anche in questo caso l'Italia è all'ultimo posto. Oltre a questo problema dell'isolamento, che è in assoluto, a detta dei maggiori economisti del settore, il problema principale che l'agricoltura oggi deve affrontare, c'è poi il problema della destrutturazione del settore. Cosa vuol dire? Sembra una parola complessa, ma non lo è. Il settore sta praticamente perdendo tutta una serie di connotati che aveva, sta diminuendo il numero delle aziende, vi risparmio tutti i dati, sta diminuendo la superficie agraria utilizzata, il numero di ore lavorate, quindi ci sono meno braccianti, ci sono meno dipendenti fissi e stagionali, le dimensioni aziendali sono estremamente ridotte e qui c'è un dato particolare, abbiamo l'81% delle aziende italiane che hanno meno di 5 ettari. Le esportazioni sono bassissime, in Sardegna non è il caso ormai un luogo comune dire che importiamo anche il prezzemolo, purtroppo è anche una tragica realtà, non è soltanto un luogo comune. Sta crescendo in modo esponenziale l'indebitamento delle imprese con le banche e così via. Questi sono tutti gli aspetti, diciamo, però storici della crisi dell'agricoltura. Poi c'è anche un altro dato che è particolarmente importante e tragico. Abbiamo in Italia censite qualcosa come 3 milioni di aziende agricole. È stato fatto da poco uno studio dalla Nomisma, che è un importante istituto di ricerca, e da questo studio è venuto fuori che praticamente la vera base produttiva, cioè chi ci dà da mangiare in Italia, è soltanto il 10% di queste aziende, cioè dalle 300 alle 400 mila aziende su 3 milioni sono quelle che realmente producono. Ma c'è un dato ancora più drammatico, perché potremmo anche dire, vabbè, ma abbiamo 300-400 mila aziende per stare in Europa, un accidente, perché poi di queste 300-400 mila aziende considerate produttive, soltanto un sesto, quindi 50.000 aziende per capirci, sono veramente produttive e hanno un livello tecnologico e commerciale adeguato a stare nel mercato europeo, a confrontarsi con le multinazionali dell'alimentazione. Tutto il resto sono aziende presenti, aziende fantasma, che sono presenti soltanto ai fini statistici, cioè risultano aziende agrarie, in realtà sono tutta un'altra cosa. Perché ci interessa questo discorso? Questo discorso ci interessa, sono aziende che hanno 2 milioni, 3 milioni di reddito all'anno, per darvi un'idea, insomma sono le campagnette degli impiegati o l'anziano che si zappetta la vigna e fa il vino per casa sua e cose del genere. Perché ci interessa questo discorso? Questo discorso ci interessa moltissimo, lo diceva Caria per esempio stamane, quando parlava di espulsione di contadini, di pastori, dalle campagne. Ci interessa tantissimo perché la quasi totalità delle aziende sarde, delle aziende agricole e pastorali sarde, rientrano in questa fascia, cioè nella fascia delle aziende non produttive. Soltanto una piccolissima parte, ma proprio piccola, sta entrando nell'ordine di idee di adeguarsi al mercato, che non vuol dire si sta adeguando al mercato, perché poi c'è la difficoltà del credito, c'è la difficoltà delle innovazioni tecnologiche, ci mancano le strade, manca la capacità imprenditoriale, che poi non è vero che manchi la capacità imprenditoriale perché non siamo cretini, siamo anzi molto attivi. Molti pastori sardi da soli con la loro famiglia nel Lazio, in Toscana, riescono a farsi l'azienda col mini caseificio e riescono a vendere quantità apprezzabili di formaggio col loro marchio aziendale, quindi il marchio di famiglia, diciamo così, il che dimostra che non siamo né scemi né professionali capaci, perché quei pastori sono venuti da Biti, sono venuti da Gartellì, sono venuti da Ololai, sono venuti da questi paesi. Il problema è che ci sono ben altre condizioni sul campo del mercato fondiario e così via. Rientrare nelle finalità di un'organizzazione sindacale moderna. Con questo non si vuole affermare che il sindacato si proponga come struttura alternativa ai partiti o ai movimenti politici, ma come organizzazione apportatrice di iniziative atte a salvaguardare i diritti dei lavoratori, non disperdendo le risorse della collettività. Quando si parla di lingua sarda, di cultura sarda, di ambiente, si parla per correggere inefficienze, carenze e disorganizzazione, ma sempre nell'ottica di iniziative viste e sentite con l'occhio e l'orecchio dei lavoratori sardi. Salvaguardare l'ambiente deve significare oggi anche creare progresso e sviluppo economico
per effetto di una conoscenza capillare del proprio ambito territoriale, dei problemi ad esso connessi, delle sue risorse. In una parola, le correlazioni che intercorrono tra realtà territoriale e potenzialità. Da questo deriva la presenza della CSS in Sardegna, la presenza di un sindacato etnico che da quasi 10 anni si è costituito perché ha compreso che i problemi dei lavoratori sono i problemi di un territorio che ha una sua identità spazialmente circoscritta. Una sorta di federalismo sindacale, visto che oggi la parola federalismo è di moda ed esiste anche nel vocabolario dell'attuale governo. Quando i sindacati discutono di difesa idrogeologica, lo fanno, come anche la CSS, condannando la politica basata sull'emergenza in un ambiente malato di inerzia. Per questo non ci si deve rassegnare a governare nell'emergenza. La Sardegna, da un verso, soffre per la mancanza d'acqua, dall'altro subisce danni per una non idonea razionale regimazione delle acque. È indubbio che questo fatto deve essere ricondotto alla mancata attuazione di una politica di corretta gestione del territorio e di razionale utilizzo delle risorse. La Sardegna è una delle maggiori produttrici di acqua minerale, ma nel contempo l'economia sarda è in stallo per la mancanza d'acqua. In questa logica non convince la tesi che gli eventi che si sono verificati nell'Italia settentrionale e che solo pochi mesi fa hanno coinvolto l'Ogliastra e il Sarrabus Gervais siano da inquadrare in eventi di carattere eccezionale, al di fuori degli abituali standard stagionali. Quanto si dovrà attendere affinché si atui una seria politica di gestione territoriale? Quanto dovranno ancora aspettare gli abitanti dell'Ogliastra, del Sarrabus Gervais per acquisire un minimo di sicurezza? Quanto ancora i sardi dovranno convivere con la siccità? Sono questi i quesiti che richiedono una risposta immediata da parte dell'attuale giunta regionale, perché sono problemi antichi che per la loro risoluzione non possono richiedere tempi geologici. E allora serve a poco parlare di solidarietà, perché non è con le parole che si salvano le vite umane, perché se così fosse gli abitanti del Sarrabus e dell'Ogliastra avrebbero già visto una bonifica globale del proprio territorio. Sarebbe comunque fare pura demagogia imputare al governo Berlusconi, così come all'attuale giunta regionale, tutta la responsabilità dello stascio generale dell'economia del paese. Tutto il resto è aria inquinata che avvolge quelle grandi organizzazioni sindacali che stanno forse perdendo identità e soffrono di amnesia che fanno dimenticare il ruolo per cui sono nate. Non bisogna confondere il ruolo di una forza aggregante spontanea che è nata per difendere i diritti dei lavoratori e non per fare politica. Si badi bene i diritti dei lavoratori, non gli interessi, che circoscrivono le finalità e che sono sinonimo di difesa di interessi di categoria. Compagni, un solo punto intento chiarire nel mio intervento, anche in breve. Un punto che ritengo sia anche il nodo da sciogliere in questo congresso. In un certo senso riguarda da vicino i temi, per così dire, fondanti del nostro sindacato, cioè quelli che toccano i valori del sardismo in senso lato e che hanno reso la CSS entità riconoscibile rispetto ad altri sindacati. Fin dagli inizi della nostra storia sindacale, il progetto politico è stato chiaro. Guardava ad una collocazione internazionale della Sardegna, alle economie circostanti, alle risorse materiali, ambientali, umane, disponibili. Nel farci sindacato si sognava il potenziamento della memoria storica e l'affermazione della identità nazionale dei sardi. Mi sembra allora opportuno oggi chiedersi perché una così ricca elaborazione di partenza, che dobbiamo anche ai nostri fondatori, soprattutto mi riferisco ad Eliseo Spiga, non si sia sviluppata ancora
inefficace auto-organizzazione interna, non abbia creato sufficiente consenso tra i lavoratori, non ci abbia soccorso nel portare a sintesi istanze liberatorie che pure provengono dai vari settori produttivi e dai lavoratori sardi, quelli che sopravvivono alla disoccupazione, e quanti, per lo più giovani intellettuali, hanno invece deciso di lasciarla, la Sardegna. I vincoli che noi abbiamo con la comunità locale e che ci differenziano rispetto ad ogni e qualsiasi organizzazione di base ci avrebbero dovuto collocare di fatto in quel terreno dilatato disegnato dalla cultura antagonista, quello appunto che riconosce come preminenti i bisogni della società e la libertà degli individui. Anzi, questa nostra specificità, se non vogliamo che sia un principio politicamente indifferente, dovrebbe costituire un prezioso arricchimento per tutta un'area alternativa, per quel movimento sindacale di base che ha avuto il sicuro merito di rimotivare sotto il profilo culturale ed esistenziale migliaia di lavoratori. A questi stessi lavoratori, perché simil-dipendenti sono anche i piccoli lavoratori in proprio, per i quali il lavoro non contribuisce più significativamente a definire l'identità, e non ad altri la CSS si rivolge, ai lavoratori che insieme con noi hanno già da tempo avviato una riflessione sul peso in Sardegna della dipendenza economica, che hanno discusso con noi le opinioni del sindacalismo confederale che ha consegnato la Sardegna al ruolo di area marginale per l'espansione dell'economia settentrionale. Noi non possiamo presentarci come un piccolo sindacato autonomo. Il sindacato non può difendere i diritti dei lavoratori come una qualsiasi lobby senza nello stesso tempo porsi come soggetto politico degli obiettivi etici e sociali e nutrirsi del sogno di diventare grande. Il problema che emerge a questo punto allora è di scelta di campo e di riuscire a portare a sintesi, insieme a tutti i lavoratori d'Italia ed Europa, due aspetti a lungo divisi nella storia sindacale: il rispetto della democrazia e il riconoscimento dei diritti primari dei lavoratori, proprio per non riprodurre un certo sindacalismo che in modo palese già non riscuote più la fiducia dei lavoratori. Consideriamo pure le ragioni della sussistenza di questo tipo di sindacato che a nome del lavoro dipendente, che a tanto non lo ha mai delegato, ha svenduto le conquiste dei lavoratori. Uno dei motivi è certamente l'esistenza di una leadership professionale che, seppure scadente, sostituisce nella pratica una miriade di servizi inesistenti che lo Stato non vuole o non può dare. Diciamo una sorta di burocrazia supplente. Il lavoratore che paga la sua quota sindacale ha la stessa stregua di un premio di assicurazione. E questa è una delle facce della medaglia. L'altra faccia della medaglia di questa situazione è che il sindacato si fa strada proprio a causa della penetrazione dello Stato assistenziale, non lo Stato di diritto, in ogni parte della vita sociale. Un'assistenza quindi che paghiamo a caro prezzo. Non si tratta infatti in questo caso solo della perdita del salario e della garanzia dei servizi sociali di base, ma della corruzione, della coscienza dei lavoratori, della perdita della loro identità. Una dimensione questa che come sindacato etnico ci dovrebbe riguardare. Noi infatti ci situiamo in quella particolare zona conoscitiva dove il contesto Sardegna non è uno sfondo in cui si colloca l'azione sindacale, ma precondizione e presupposto di base delle nostre specifiche valutazioni. Ciò che si sa fare infatti dal punto di vista dell'imprenditorialità, della professionalità, dipende pure da quello che si è, dallo sforzo culturale quindi di darsi la definizione di quello che siamo. La stessa azione sindacale è conseguente quindi alla riacquisizione di una nostra identità, a riappropriarsi
del sapere inteso nel senso di saper fare, di essere movimento. Osserviamo per un momento cosa avviene nel nostro paese. I poveri si sentono assediati dai ricchi, ma pure è vero il contrario. Penso agli immigrati che somigliano tanto agli assedianti. Mentre la sola legge riconosciuta da entrambi è la legge del più forte. Sembra cioè che la società tecnologica matura non abbia affatto bisogno della massa lavoro, cioè di noi, neppure come manodopera. Di conseguenza ci consegna la violenza metropolitana e di emarginazione e violenza paesana di rottura dell'assetto antropologico, come per le nostre zone interne, dove vivono ormai comunità incapaci appunto di contenere le regole della comunità e della loro stessa vita. Con la violenza in Sardegna muore così la concezione eroica dell'uomo che si crea il lavoro, perché i nostri antichi un uomo era un uomo in ragione del proprio lavoro. La gente oggi invece cerca un posto e lo aspetta da altri. Per questo la gente ha creduto facilmente al milione dei posti di lavoro promessi da Berlusconi. E Berlusconi le sue responsabilità ce l'ha, non è vero quello che si diceva prima. Ha creduto ai sindacati che hanno parlato e continuano a farlo di efficienza e di produttività, anche quando prospettano un modello di lavoro inidoneo a garantire un livello accettabile di vita sia per il lavoratore sia per il pensionato, un modello di lavoro all'insegna dell'estrema precarietà. Il lavoratore, stando a questi signori, non dovrebbe soltanto cambiare nella sua vita diverse volte posti di lavoro, ma persino luogo di lavoro, sradicandosi dagli affetti e dalle proprie origini. Si nasconde così il problema vero, che non è quello di incrementare la produttività, già molto alta, ma di ridistribuire il lavoro disponibile, di consentire una duttilità con trasferimenti dal mercato del lavoro vero e proprio, quello che deve essere giustamente segnato dalle regole di compatibilità e dall'economia delle risorse, al settore dei servizi. Sostenuto quest'ultimo, e non già il primo, come lo è stato per il passato con Agnelli e compagnia, dallo Stato, per quanto riguarda strutture e gestione del mercato del lavoro, stante che i servizi pubblici non sono immediatamente produttivi sul mercato. Ho già ipotizzato in altra sede una sorta di reddito civile per chi ancora giovane si trova in attesa di entrare nel mondo del lavoro, o per chi già anziano vuole uscirne e si rende disponibile a coprire servizi culturali, ecologici e di assistenza. Solo in tal modo si potrebbe prevedere un'età pensionabile che garantisse la libertà degli individui a gestire la loro vita privata, a non rassegnarsi quindi ad uno stato sociale ormai finito, sotto il peso di un bilancio pubblico dissestato dai costi eccessivi. Un recente saggio di Rampini, edito dalla Rizzoli, prevede addirittura che il sistema pensionistico non sopravviverà al 2000 se non si prevede ad elevare, dice, l'età minima pensionabile a 70 anni, ad eliminare tutte le indicizzazioni, a decurtare le pensioni baby già concesse, a detassare i versamenti sui fondi pensioni, eccetera, eccetera, preso pari pari da questo saggio. Ma io dico, perché gli anziani dovrebbero lavorare di più? Per riprodurre sempre più quando la produzione in eccesso viene distrutta ed i giovani non hanno lavoro? Per rendere disponibile liquidità per i profitti finanziari che pure non rappresentano affatto la ricchezza reale del Paese. Leggevo da qualche parte i dati dei profitti che sono veramente spaventosi della grande criminalità. Si parla addirittura del 70% rispetto ai movimenti finanziari irregolari. Come, mi chiedo, giustificare un sistema che prevede l'emarginazione di intere nazioni, popoli ed etnie, anche attraverso l'uso delle armi e lo spreco di grandi risorse umane disponibili? Queste domande mettono in luce le contraddizioni del mondo moderno, le aberrazioni istituzionalizzate, ma pure c'entrano con le nostre ambiguità.
con quello che vogliamo essere come organizzazione e come società, qui ed ora. Costruire un modello autonomo per la Sardegna significa, è evidente, che l'economia funzioni. Ma l'economia può funzionare bene anche a prezzo dell'esclusione di una parte consistente di lavoratori. Allora, colgo l'occasione per salutare tutti i convenuti a questo congresso e voglio approfittare appunto dell'opportunità che mi è data di poter intervenire per presentare una proposta sulla quale, diciamo, abbiamo lavorato con alcuni compagni della SARAC, la Confederazione di base, cioè la federazione che rappresenta i bancari. Cioè, il problema è questo: partendo da una considerazione di quello che è, diciamo, l'andamento dell'economia, almeno a livello, diciamo, occidentale, e quindi anche noi qui in Italia, in Sardegna in particolare, di quelli che sono i contraccolpi di diciamo, come stiamo subendo l'andamento del sistema economico. Cos'è che sta avvenendo in particolare? Noi stiamo notando che alcuni dei diritti fondamentali che fino a poco tempo fa consideravamo come sacri e intoccabili, oggi come oggi sono diventati qualcosa che ormai sta diventando, diciamo, materia di contrattazione. In pratica, ciò che fino a poco tempo fa sembrava un diritto acquisito, oggi non lo è più. Basti pensare, che ne so, alle ferie, basti pensare al lavoro, basti pensare a una retribuzione giusta ed equa. In pratica si sta verificando questa tendenza perversa, la quale tendenza poi a sua volta viene assecondata dai vari gruppi di pressione, centri di creazione di cultura e di consenso. In pratica tutto sta all'origine di come si è evoluta l'economia occidentale a partire dal dopoguerra. In pratica si è consolidata quella che è la pressione dei grossi gruppi di pressione, almeno in Occidente, i quali inizialmente sembrava che volessero limitare la loro influenza essenzialmente a quello che era il campo, diciamo, politico-economico. Quello economico, diciamo, era finalizzato al controllo monopolistico dell'accesso ai mercati, cioè venivano espulsi i concorrenti e quei pochi che rimanevano poi dettavano le regole a quello che era il funzionamento del mercato. Quello politico invece si basava più che altro alla ricerca di appoggi in campo politico per quanto riguardava la creazione di norme le quali proteggessero poi questi monopoli. Pertanto, diciamo, questa situazione, diciamo, si è mossa in questa direzione. Vabbè, era grave, ma ancora non avevamo, diciamo, alla parte più perversa del fenomeno, come si stava evolvendo. Col passare degli anni ci si è accorti che la parte che veniva influenzata non era più soltanto quella parte, diciamo, politica ed economica su quale agivano i grandi centri di monopolio, ma addirittura siamo arrivati al condizionamento culturale e psicologico. Cioè, i grandi giganti dell'economia adesso, quando si muovono, non si accontentano più di avere quegli appoggi soltanto in campo, diciamo, politico o creare quegli sbarramenti in campo economico, ma adesso agiscono direttamente influenzando, diciamo, quello che è il consenso delle masse. E qui, grazie appunto ai potentati della cultura o di quelle persone che comunque nei centri universitari, sulla stampa, cioè di volta in volta creano questo consenso nei confronti di questa perversione. La tattica essenzialmente usata è quella prima di tutto di cambiare il significato delle parole utilizzate. Viene spacciato come ricerca del benessere e la ricerca del mero profitto da parte delle aziende, oppure viene, diciamo, presentata come situazione di dinamicità, quindi qualcosa di efficiente, ciò che invece è essenzialmente la legalizzazione di uno stato di precariato per quanto riguarda la condizione dei lavoratori. Ora, questa considerazione che ho fatto io, cioè che cos'è che è nato in poche parole? Il fatto che, continuando di questo passo, ci troviamo di fatto infeudati, cioè veramente dominati a tutti i livelli, quindi non solo non poter più usufruire di quel libero mercato di cui parlano, perché sono proprio le forze che utilizzano questo termine a non rispettare il mercato, perché impediscono l'accesso ai mercati alla piccola impresa e all'artigianato. Teniamo presente una cosa, che spesso prigionieri di questa trappola terminologica cadono proprio quelle che saranno le vittime future di questo sistema. Se noi pensiamo anche a livello politico a quello che è accaduto
che ne so, con vaste fasce della piccola impresa o anche dell'artigianato che hanno votato Berlusconi, o quei interessi che Berlusconi rappresenta, che non sono quelli della piccola impresa del libero mercato, ma di questi monopoli, la cosa è abbastanza grave, perché di fatto loro sono riusciti a intaccare proprio in quella che è la visione generale del mondo, complessivamente queste persone hanno. Noi ci troviamo qui oggi perché chiedevamo, sola si serve, di poter discutere sulla costituzione di un'associazione unitaria tra ambulanti. Io facevo parte di altre confederazioni, dunque vengo già da una traballante vita sindacale. Siamo qui perché siamo stati invitati e vi ringraziamo, però vorremmo chiarirci due cose importanti. Se siamo qui per decidere e per unificare questo sindacato in una forza unica e nominare delle persone qualificate per portare avanti un certo discorso, perché da 30 anni a questa parte l'ambulantato sembra un cane noioso, nessuno lo pensa, nessuno lo può vedere, distraccio così gli ambulanti, sembra che sia una famiglia di diseredati. Noi crediamo che siamo dei cittadini di serie A come tutti gli altri, perché paghiamo le tasse. Non è che non paghiamo le tasse come molti operai ci additano, che non siamo additati dagli operai. Meglio chiarircelo. Noi paghiamo le tasse pari pari, come le paga un commerciante in un negozio, sia su un'area pubblica, perché paghiamo un solo pubblico, paghiamo un IVA, paghiamo tutti gli accidenti che ci ha mandato il governo, grazie a Dio, e così ci troviamo sempre handicappati a non poter discutere. La prima legge è quella regionale che hanno fatto i nostri politici. Noi abbiamo avuto una legge che in Italia, io dico l'Italia, Roma, io sono un immigrato, tra parentesi, sono 60 anni in Sardegna, sono un immigrato che sono in Sardegna, mi sono sistemato. Ben vengano anche gli immigrati, chi è che non li vuole vedere? Però dobbiamo trovare delle regole. Non si può pagare le tasse 1 per 10, è impossibile, non ci possiamo stare più dentro. Con questa confederazione che io spero che ci diano una mano, perché noi stiamo cercando una linea, pagando e sistemando le cose per bene. I signori politici in Sardegna, a livello regionale, ai tempi che furono e che sono ancora, perché noi abbiamo avuto una legge che fu la legge nazionale, è stata stravolta. Mentre a Roma e in Alta Italia le attività commerciali ambulanti si potevano cedere, in Sardegna, la nostra grande regione, i nostri grandi politici, non ne vedo manco uno presente di quelli che conosco, purtroppo ci hanno dato un colpo all'ictus e due colpi al martello. Hanno fatto una legge che contrasta l'altra, mentre la 112 dava la facoltà della vendita sull'attività commerciale, la 35 la bloccava nel 91. Così molti commercianti disgraziatamente che hanno fatto l'esame, che sono stati iscritti alla Camera di Commercio e che hanno speso i pazzini per comprare un'attività, sono tutti rimasti bloccati con milioni spesi tra merce e licenza, perché la licenza non la danno più, sono bloccate dal 91, siamo già al 94. Noi chiediamo che la nostra confederazione sindacale sarda si unisca in buona armonia con gli altri sindacati, che noi stiamo preparando un coordinamento regionale. Mi auguro che sia l'intento di questa confederazione di unirci per portare avanti questo discorso, se siamo anche in Sardegna italiani o se non lo siamo. Adesso ho usato un napolitano, vero? Dico che siamo italiani, perché se la legge va bene a Roma, va bene a Milano, va bene a Torino, perché in Sardegna non deve essere identica, lo devono spiegare i signori politici che hanno fatto questa legge. Io vengo fuori da una confederazione. Vorrei sottolineare l'importanza di questo intervento di Luciano, che è un leader storico di questa categoria, che viva a Cagliari e in Sardegna, sono parecchi addetti, e questo fatto nuovo che c'è nelle confederazioni di appartenenza si sta avviando un processo veramente interessante, cioè la gente si sta ribellando
a chi finora li ha diretti e sostanzialmente sta prendendo coscienza che chi li ha diretti finora li ha utilizzati come manovra elettorale, ma non solo, ma anche come cassa sonante, perché non abbiamo il tempo oggi, ma mi hanno fatto vedere i conti di quanti soldi questi che poi noi troviamo lavoratori di commercio nella strada, nelle bancarelle, versano a queste associazioni e ne hanno fatto la fortuna. Allora c'è l'impegno preciso della precedente segreteria, ma è un impegno che io lancio al Congresso perché ne divenga anche sostanza. La proposta che ha fatto Luciana è questa, di unificare alcune associazioni che sono nell'ordine di grandezza di 300 e 400 persone e in Sardegna di dare vita a una federazione degli ambulanti che con patto federativo aderisce alla Confederazione Sindacale Sarda. Io penso che questa sia una strada per dare anche seguito a quelle proposte, a quelle idee, a quelle intese che ho cercato di dire anche nella relazione, ma che non sono linee inventate perché vengono da lontano. La nostra Confederazione ha l'apertura, la possibilità anche di questi avvenimenti così preziosi, perché pensiamo che questi settori siano tranquillamente, come dire, traducibili in soggetti produttivi, ma soggetti assimilabili per la loro condizione, per il loro reddito ai lavoratori dipendenti. Io penso che faremo molta strada insieme a questi lavoratori e che ognuno per la sua professionalità, per le sue competenze faremo e renderemo grande insieme un contributo alla Sardegna per questo spezzone di mondo di lavoro. La parola a Ignazio Spiga. Devo avvertirvi che alle 18 circa ci siamo, chiude la segreteria, per cui se è arrivato qualche delegato che non ha ancora preso tutti gli incartamenti, non si è fatto registrare, pregato di farlo subito. Grazie. Sarà dopo all'ora di cena. Dopo di cena apriamo di nuovo la segreteria. Sì, poi si riaprirà l'ora di cena. Prego. Mi scuso se non ho preparato una relazione per oggi, però mi va di dire alcune cose che ritengo estremamente importanti, diciamo, per il futuro nostro, delle condizioni di lavoro e il futuro del paese stesso. Partendo, diciamo, no, non voglio partire troppo lontano, vorrei segnalare il fallimento del sistema comunista, la caduta del muro di Berlino, quindi Tangentopoli, che di fatto ha messo fuori tutti i partiti tradizionali, creando un sistema capitalistico col governo Berlusconi. Di fatto, secondo me, la finanziaria del governo Berlusconi non è altro che l'accordo di luglio firmato da Confindustria, governo Amato e sindacati Quindi di fatto col governo Berlusconi abbiamo il governo della Confindustria, quindi la Confindustria che si è impossessata anche della politica. Cosa vuol dire questo? Vuol dire, secondo me, che la gente che prima aderiva a certi partiti politici, aveva certe ideologie, oggigiorno non ha più neanche le ideologie. A questa gente non gli avrà nulla. E allora ci sono disoccupati e occupati. I disoccupati avranno i loro problemi, gli
gli occupanti forse ce li hanno anche maggiori, perché oggigiorno rischiano giorno per giorno di finire disoccupati e quindi devono accettare le condizioni di lavoro imposte in particolare dalla Confindustria. E io penso che sia difficile uscire da questo sistema allorché sia stato appena impostato con obiettivi lungimiranti. L'obiettivo primario, penso comunque, sia quello, e mi ricordo l'aveva detto Agnelli pubblicamente, ma già prima di preparare il cosiddetto accordo di luglio, che era l'impoverimento della classe sociale. Diceva: gli italiani stanno troppo bene, dovranno abituarsi d'ora in poi a fare più sacrifici e quindi non potranno avere più 2 o 3 macchine, non potranno avere 2 o 3 televisori, 2 lavatrici, questo e quest'altro. Questo diceva. E questo oggigiorno sta portando avanti. A discapito di tutti, quindi non solo dei lavoratori dipendenti ma anche dei commercianti, perché i commercianti come campano se il lavoratore dipendente non ha soldi da spendere? O di un'economia alternativa a quella industriale che non esiste, perché ricordiamoci che in Italia, governando la Confindustria, tutti i soldi, tutto il capitale, anche dei nostri sacrifici, deve andare di nuovo alla Confindustria per i progetti innovativi, per l'industrializzazione, questo e quest'altro, studiarsi due volte in Giappone, due volte da Collide, e noi non da varrà mai. E allora le condizioni sono che noi dobbiamo sottostare a questo sistema, ma non solo con la complicità della, Confindustria, dei politici, perché io amigos e compañeros de esta Confederación Sindical Sarda, e con piacere manumeda che leo saperaula in questo congresso su adresse del suo sindacato nostro pro espressare so sentito il mio più scoiales pro sos invitados e pro sos homines del pore che han leato saperaula questo manzano a incominciare dai suoi rappresentanti e dei suoi sindicati etnici, dei soldati ostanos e di Pedro Zorze Tiboni e di tutti i altri che sono intervenuti a incominciare dal segretario del suo partito sardo indipendentista di Sardegna Nazione, Angele Calia, e più sparo pro amico mio Coriale e Fisu Serretti, che ha preziato vago l'intervento che ha fatto. Devo narrare con tutta sincerità che mi via il mente di ammentare sarrellata, poderosa, che ha tenuto questo manzano su segretario generale della Confederazione nostra, Giacomo Melone, che ha toccato
sa più spalte manna de esos argumentos o de interesse humano, prosa sociedade sarda e pro noi sardos. Deo ha apreciado meda todos os argumentos que ha tocado nessa relata sua, quando ha faidado de su desemprego em Sardegna, vamos a giumai 250.000 fratelli nostros desempregados que non resessero a gattare imprego in Sardegna, che non agattano luogo di lavoro. Ha faidado de su problema de su turismo, de sus transportes, de esa sanidade, ma soprattutto quiero aumentare un problema che per a me è fondamentale ed è su problema della lingua, della cultura della nazione sarda, della lingua del suo popolo nostro, questa lingua che è maltrattata, che sono stranzo sono cattivente, die fatta die, questa lingua che è su segnale preciso dell'identità della nazione nostra, questa lingua sarda. Una lingua che gli afferra intendere, fai dare dei dotti, sentendo di questa lingua gli deve tornare a si fare intendere in sa chiesa, in sos tribunales, in sa scuolas, in tottue, che sono saldo di deve intendere la dignità della faidare, che la lingua sono sarraidinas della nazione sarda, sarraidinas del suo popolo nostro, sono sarraidinas dell'essere nostro. Noi dobbiamo tornare a su connotto, ma non per imparare primos a solnurades, ma per leocare alimento della civiltà antica della Sardegna, per la fare brotare, vestire a campo, vestire a lughe e vivere il volgare in tutta sa mannosità sua, in tutti i campos, in tutte le manifestazioni della cultura nostra. Devo esaminare che la lingua nostra è una lingua importante nera. Non dico si dotto riscriversi in Buffalo, in sus Estados Unidos de América, vada su contenitore di un manno in cui sono reunidas noemizza limbas che si paritano in su mondo. Ebbene, sta lingua sarda, per l'armonia sua è considerata la lingua più musicale del mondo, seguita dai portoghesi, dai spagnoli, dai francesi, dai inglesi, dai malgasci, che è a narrare la lingua del Madagascar e a sue 7 gassos dai italiani. E tanto Dio mi dimando, ma crite mai noi? Dobbiamo menosprezzare la lingua nostra, quando questa lingua è una lingua che tiene la possibilità di espressare qualsiasi cosa. In questa lingua si può narrare di tutto, si può parlare di fisica, di chimica, di qualsiasi cosa. L'importante è a non invitare via per fare poesia. Caduti sono saldos un bonus a fare poesia, ma non sono bonus a fare arresonos in pubblico. Si uno invaglia, pazienza. L'importante è a trattare, dobbiamo imparare, invitare questa lingua nostra, in tottura. Dio
vos ha tonado, vos tenendo queste cose a si sconfidata, amico mio coriale Alesio Spiga mi ha bettato in mesa serena a guerrare in boisi, quando lei l'ha tonato di accherrere fare intervento mio crasa, che non ha potuto possibilità per una di m'affrontare, che io in questa dia passata via collaborando con i suoi atteros del suo territorio del Tattari per affrontare su congresso suetuoso del suo territorio nostro. E dunque Dio non ha potuto manco un'iscuta per studiare i problemi. Devo narrare chi ha ascoltato più che ascoltato, ha poi usato immagini e sasconas che hanno inviato in si schermo sopra questa Sardegna nostra lutta a fuoco, a Toscana e a Luara, questa Sardegna che sul dominatore che si sono acchidati in Sardegna hanno sempre cattigato e appiegato. Questa Sardegna in noi sono saldos, 1,5 milioni di saldos, in un'isola che tiene più di 20 km quadro del Rino, non resessini a agattare tribali. Un'isola che gli può dare tribaglio a suo saldo, che è un'isola ricca di minas, di mineras, cadene su massario, su pastorio, cadene di un montone di altre cose, solo che sono saldos sono tostorrudos, sono saldos per fermi tanto pronare, normalmente chi ne ha fatto, preferimi comporare sabba minerale Fiuggi, sabba minerale San Pellegrino, in luogo di comporare sabba salda. Io mi refuto di comporare abbas che non sia saldas. In tutt'ue, quando io ando in un zilleri, in un bar, in un ristorante, in calesisia e luogo, la prima cosa che vedo è una tassa di abbasata. In sarrellata sua Giacomo Melone ha fatto questo svolgamento in buono delle materie e delle risorse dell'isola nostra. Bisogna valorizzare i prodotti della terra nostra, bisogna valorizzare i prodotti del suo pastorio, i prodotti della massaria, i prodotti della visca, i prodotti delle mineras, i prodotti della Sardegna, e dobbiamo impedire a tutti i colonizzatori di arruinare il territorio nostro, come si sono fattende con cimento, con inserrendonos come in una mandra, per non impedire di arrivare a essas costas. Casomare noi più nostro, noi che teniamo 1847 km di costas, che teniamo più costas di modernare questa penisola italiana. E tempo su tende a giocare dai soggiorni nostri albeitas. Dobbiamo sapere dare questa realtà nostra, conosciuto del saldo, ma trovare il gusto
bisogna tornare a comprendere chi siamo saldos in Sardegna, chi siamo saldos e può essere saldos di avere bisogna da tornare a fare intendere s'intino della lingua nostra. Deo in 1969 ha fondato la scuola sarda, la fondazione etnico-culturale della nazione sarda. Dal 1969 a oggi, fino al 1983, si sono leati sul diploma di mastro di scuola di lingua sarda, di cultura sarda, a mai più di 4.000 persone. Dal 1983 a oggi non ha fatto più, però non fatto, siccome ha buino, i saltos, che quiere imbettare, che mantaezza, salimba istoro, non le alia da sapere, come sui denti, che i saltos si sono cominciando a ischidare, de bello nuovo, su un torrente, a intendere l'importanza manna mera di tornare a salimba e solo. Come pure quando in 1973 la gente non veniva a scuola sarda, tanto con gruo, tanto ha incominciato a fare in salario. Ha fatto 11 anni, scusate, di intermittiduras radiofonicas in lingua sarda nazionale e faceva 10 ore d'ogni domenica, giamente con rubricas sos intellettuales più mannos de Sardegna, intellettuales che imparaigano in sas universidades più famate dell'isola, sia in Tatari che in Castello, sono due università, da Giovanni di Dio, altri intellettuali, proprio per fare comprendere a questa gente che sue fai dare la lingua sarda è fondamentale per noi. Io mi scuso per questo arreso che ho fatto a s'imprenta, sono amicato con questo amico coriale che si spiega che mi ha bettato in Sarena Gai e mi riservo e proprio Gai sonete di fare un intervento più appropriato, mancare il vernacolo italiano, crasa mancare. Non è senza commozione, è senza orgoglio che devo ricordare che fra non meno di 2 mesi, il 25 gennaio prossimo, cade il 10° anniversario della fondazione della Confederazione Sindacale. Un'atmosfera di grande entusiasmo in una sala di questo stesso hotel, l'Hotel Settler, per partorire finalmente una decisione che ci aveva gravato per mesi e mesi. Un parto molto doloroso durante la gestazione, ma in realtà gioioso nella sua parte finale e conclusiva. Nonostante che questa nostra creatura nascesse in mezzo alle maledizioni e alle scomuniche che venivano dalle parti più diverse, fu un coro unanime della stampa, dei partiti e degli altri sindacati ad indicare il nostro come un destino precario
ad indicarci una morte pressoché immediata. Ringrazio tutti gli amici che dopo di me hanno invece guidato e portato avanti la Confederazione Sindacale Sarda e hanno smentito quei presagi funesti e funeri. In realtà, pensate voi che scese persino Giorgio Benvenuto in un articolo comparso il giorno stesso dell'Assemblea Costitutiva della Confederazione Sindacale, uscì sulla Nuova Sardegna dicendo compagni, sbagliate, e lì insulti, eccetera, eccetera. Naturalmente, o meglio naturalmente non c'entra, purtroppo per loro, pare che alcune di quelle scomuniche che furono lanciate contro di noi siano ricadute sugli stessi scomunicatori, perché la Confederazione Sindacale Sarda esiste, loro in questi 10 anni invece sono periti, parecchi di quelli, partiti politici soprattutto, e della sinistra, e non solo, che avevano annunciato il nostro destino mortale a brevissima scadenza, invece sono morti mentre noi siamo vivi e contiamo di vivere ancora molto. Quello che devo dire è che il tema centrale, che fu allora alla base della Costituzione della Confederazione Sindacale Sarda, il tema del lavoro, è ancora il tema centrale anche di questo terzo congresso della Confederazione Sindacale Sarda. È il tema tra l'altro che diviene di giorno in giorno più drammatico, e sembra quasi strano a ripensarci o a pensarci bene, che dopo alcuni secoli di modernità, di modernizzazione a ritmi sostenuti, di progresso definito, inarrestabile, noi siamo ancora a parlare di un tema primordiale, il tema più elementare che sta di fronte all'esistenza di ogni uomo, il tema del lavoro. E il lavoro oggi purtroppo è quello che riguarda prima di tutto chi il lavoro non ce l'ha. Le decine di migliaia di giovani, le centinaia di migliaia di giovani che arrivano alle soglie della maturità senza ancora aver fatto un'esperienza lavorativa, o coloro che appena giunti alla maturità perdono il lavoro senza speranza di averne. Il dramma di tutta una vita che si concentra in questa parola, il lavoro, e che riguarda migliaia e migliaia di uomini. Ma il lavoro, o il problema del lavoro, non è solo quello di chi il lavoro non l'ha ancora avuto, o di chi l'ha perduto, ma è il lavoro anche di tutti coloro che vivono precariamente, che vedono messo in discussione giorno per giorno il lavoro che loro hanno creato persino con le loro stesse mani, il lavoro degli artigiani, spesso costretti a chiudere la loro impresa, a cancellare la loro ditta alla Camera del Commercio, il lavoro di contadini, di migliaia e migliaia di contadini che oggi vedono le loro aziende in condizioni spesso fallimentari, il lavoro dei pastori, sempre difficile anche quello, il lavoro di tante e tante altre categorie di lavoratori autonomi, nei confronti dei quali purtroppo in questi anni spesso è stata levata una cortina di ostilità che era ingiustificata, che era sbagliata, ingenerosa vorrei dire, ma anche ingiustificata, falsa sui dati di fatto, sui dati di fatto. E allora noi oggi ci troviamo in questa bella situazione.
che è estremamente difficile trovare o persino mantenere il lavoro cosiddetto dipendente, ma è ancora più difficile forse intraprendere un'attività autonoma, perché è una burocrazia efferata, statale, regionale, comunale, bancaria. Chiude le migliori intenzioni, spezza le più agguerrite volontà, impedisce con ostacoli pretestuosi qualunque cosa. Spesso, se noi oggi ci troviamo che in certi settori il cassa integrato viene guardato male perché è considerato un qualcuno che approfitta di una particolare situazione, ci rivolgiamo da altre parti e ci troviamo di fronte ad altre categorie di lavoratori che vengono indicati o come profittatori o dall'amministrazione pubblica spesso indicati come possibili malfattori, come eventuali malfattori, come gente che sta cercando comunque di fregare qualcuno, nei casi migliori dei rompiscatole, in altri casi ancora, degli handicappati, della gente che non sa gestire questo, non sa gestire quest'altro, eccetera. Un problema drammatico quindi, che riguarda, come voi vedete, non solo i lavoratori che normalmente sono classificati come tali. Quando noi parliamo di lavoratori normalmente ci riferiamo ai lavoratori cosiddetti dipendenti, anche se questa è una parola molto brutta e che io ho molta difficoltà ad usare, ma in verità i lavoratori oggi sono migliaia e migliaia di persone che hanno tutti lo stesso problema, sotto angolature diverse, con particolarità, però il problema del lavoro è il problema centrale nella nostra società, e non solo in Sardegna, ma in Sardegna in modo particolarmente acuto, ma anche in tante altre cose. La società moderna non è in grado, così come si è organizzata, così come è arrivata a questo punto, di risolvere questo problema. Perché non possiamo noi non vedere che questa è un'economia chiusa, è un'economia inaccessibile, è un'economia a cui è vietato l'accesso a migliaia e migliaia di persone, è un'economia che è fondata su alcuni criteri che in realtà, o principi, altri li chiamano persino valori, che in realtà fanno più vittime che eroi. Se noi pensiamo per esempio al cammino della sinistra, non preoccupatevi, non è che la faccio molto lunga, sarò molto breve, al cammino della sinistra, che era partita con l'idea di abolire il lavoro salariato, di liberare il lavoro salariato dallo sfruttamento capitalistico, e che poi quando questa occasione ci fu, questa ipotesi di liberazione, per i modi in cui fu fatta, non perché fosse l'ipotesi sbagliata, ma per i modi in cui fu realizzata, si dimostrò essere una follia, e poi a questa ipotesi hanno rinunciato completamente, per accettare quelle che erano state le dottrine criticate antecedentemente, per riaccoglierle oggi, per cui oggi viene assegnato al mercato una virtù miracolosa che non ha mai avuto, e del mercato invece non si vede tutta la malvagità che deve essere vista. Si dice che la competizione è l'anima del progresso economico, ma oggi quando la competizione riguarda fabbriche, aziende, imprese che occupano decine di migliaia di lavoratori, un'azienda che soccombe è un'azienda che manda sul lastrico decine di migliaia di lavoratori. Si sono accettati o ripresi, ripescati i valori che erano stati sottoposti a critiche feroci e puntuali per riproporli oggi come se niente fosse.
E io penso che invece noi dobbiamo riprendere alcune cose, dobbiamo riprendere tutti i valori del lavoro, ripensare al lavoro e al lavoro di tutti e riproporcelo proprio in termini di liberazione dell'uomo, di sviluppo della personalità umana. L'uomo che non lavora, l'uomo che non può lavorare, che non può esprimere proprio se stesso, il proprio io nell'attività, è un uomo che non esiste, è un uomo che muore, è un uomo che è già morto, è un uomo di cui esiste solo un involucro che cammina. Noi dobbiamo riprendere questo lavoro sul serio, dargli tutto il peso che esso merita e tentare di risolverlo. Ecco perché. Io credo che anche qui del resto un tema già affiorato, già all'attenzione degli organismi della Confederazione Sindacale Sarda, il problema di fare un fronte comune dei lavoratori cosiddetti dipendenti e di tutti i lavoratori del settore dell'autonomia del lavoro, dai contadini ai pastori, agli artigiani, ai commercianti, sia un problema centrale, sia un problema... Per quanto riguarda la relazione che Giacomo Meloni stamattina ha fatto, sono perfettamente d'accordo con la linea da lui tracciata e quindi sposo in pieno la relazione che ha fatto Giacomo. Una relazione che sicuramente l'ha impegnato oltre il normale, perché tutti sappiamo perfettamente che ha attraversato anche grossi problemi di salute, quindi il mio plauso va doppio. Mi voglio soffermare all'interno della relazione, per non apparire così come un punto a sé stante, mi voglio soffermare solamente nel discorso dell'ambiente e salute, perché intelligentemente Giacomo l'ha solamente citato ed è doveroso da parte nostra che abbiamo seguito queste traversie elencarle così per sommi capi, per far capire anche così a tutti noi, perché possono queste cose poi, io dico che ci sono anche in altri territori e dove noi comunque già da oggi mettiamo a disposizione, come lo abbiamo sempre fatto, eventualmente la nostra disponibilità per affrontare determinati temi oppure per portare a conoscenza di determinati studi oppure per aiutare le persone direttamente interessate nell'ambito e all'interno della Confederazione Sindacale Sarda per tracciare delle linee, il classico percorso da seguire. Noi abbiamo fatto un ragionamento molto semplice quando ci siamo addentrati a parlare di ambiente all'interno di questo studio. Abbiamo scisso il problema su 3 aspetti. Il primo aspetto, che riguardava il discorso dell'esterno, nella violenza subita dagli equilibri naturali. Il secondo aspetto, che riguardava prettamente l'uomo all'esterno degli stabilimenti. Il terzo aspetto, che è quello che abbiamo curato maggiormente perché vivevamo ogni giorno all'interno delle fabbriche, era quello proprio della violenza subita dell'ambiente all'interno delle fabbriche, dove poi l'uomo, l'operaio, era costretto a pagare duramente, come Giacomo poi ha evidenziato in quella relazione. Torno a dire, una relazione che in quel punto lì l'ha evidenziato determinate questioni molto velocemente, perché intelligentemente, come ho detto prima, perché è molto più vasto. Allora, quando siamo andati noi all'esterno a esaminare il primo aspetto e abbiamo visto che all'esterno c'erano degli studi, ne cito 2 o 3 solamente, o se no sarebbero molteplici. Per quanto il primo studio fatto ad esempio dall'Università di Cagliari, di studio di igiene dell'Università di Cagliari, dove prese in esame il problema del piombo nel vino, che poi tutti sapete c'è stato poi a fronte di quello anche un decreto dell'assessore alla sanità dove vietò addirittura determinate questioni, la vinificazione in questo caso. Si scoprì in quello studio mise a nudo, che il piombo presente all'interno del vino era superiore addirittura 12 volte il limite di legge. Un altro studio, per quanto riguarda invece
la presenza di ammoniaca e di nitrato nelle acque che erano destinate così come acque reflue, quindi acque di scarico, c'erano percentuali di ammoniaca e di nitrato di piombo superiori al 25%. Nelle acque invece utilizzate per la produzione di acqua potabile, addirittura il tasso riscontrato superava di ben 100 volte il limite di legge. Per non parlare l'altro studio, e chiudo con l'aspetto esterno, che è fatto dall'Istituto Superiore di Sanità ed era riferito era l'istituto zooprofilatico latico della Sardegna, non della zooprofilatico della Sardegna, di Sassari in questo caso, che prese in esame il discorso del fluoro, quindi per fare tre casi diversi a livello di sostanze presenti, il piombo, quindi il nitrato e l'ammoniaca, in questo caso adesso il fluoro. E riscontrò quello studio che lì nel circondario delle fabbriche c'erano periodicamente degli aborti negli ovini, malformazioni ossee, cadute di denti. Si ricordava prima che il terzo congresso cade praticamente nel decennale della costituzione della CSS, e questo devo dire che è una sorta di miracolo, visti tutti i problemi che si presentavano già al momento della sua costituzione negli anni immediatamente successivi. E credo che giustamente, con orgoglio e anche con un po' di emozione, Eliseo Spiga ci abbia ricordato questo. Però io credo che un terzo congresso come il nostro non possa e non debba essere un congresso rituale, cioè in cui praticamente celebriamo una ricorrenza, un anniversario, siamo tutti bravi, lo diciamo noi stessi di essere bravi, e non ci preoccupiamo invece di fare anche un bilancio vedendo le zone d'ombra che nel nostro sindacato ci sono presenti, e direi in misura anche notevole. Quindi mi assumo il compito, diciamo, di rompere un po' l'idillio e di introdurre elementi di riflessione invece sullo stato attuale di salute di questa organizzazione sindacale, che non mi pare che abbia fatto molti passi avanti sostanzialmente. Probabilmente, questo è un ragionamento che facevo qualche tempo fa, ma mi convinco sempre di più, abbiamo anche un vizio d'origine, riconoscendo Eliseo Spiga tutti i suoi meriti, però mi pare che abbiamo seguito un percorso che non è esattamente quello che invece ha caratterizzato altre organizzazioni di base dei lavoratori in Italia, che sono fiorite, diciamo, e si sono sviluppate negli ultimi anni. Vale a dire, abbiamo costituito prima il sindacato, dopodiché abbiamo cercato di far radicare questo sindacato nella realtà del lavoro. Non il processo inverso, quindi, che è quello invece di partire dal disagio dei lavoratori nei confronti di una gestione monopolistica di CGIL e CISL-UIL, dopodiché arrivare a forme di coordinamento sempre più ampie per costituire poi una confederazione. La logica conseguenza di tutto questo è che probabilmente un certo vizio che è lo stesso che poi caratterizza anche CGIL e CISL-UIL, vale a dire un rapporto troppo stretto di collateralismo talvolta con le forze politiche che hanno contribuito comunque alla nascita di questo sindacato, pesa e talvolta ci porta a scantonare, come si dice in gergo tecnico. Altre volte noi confezioniamo una camicia un po' stretta a tavolino e questa camicia cerchiamo di applicare ad una realtà che invece è più mutevole, più complessa di quanto noi non pensiamo. Ed ecco che questa camicia, a forza di infilarla in un corpo che non è, in una taglia che non è la sua, si spacca. E rischiamo di non riprendere dal mondo del lavoro tutto quanto in termini di domanda ci viene. Ve lo dichiarito, io in questi giorni nel mio posto di lavoro, ma lo vedo anche nella sede sindacale in cui lavoro, opero, si parla d'altro, ragazzi, si parla di pensioni,
parla di tante cose che qui sono state appena accennate. Io credo che invece devono essere l'oggetto preciso e specifico del nostro ragionamento. Vedo di spiegare meglio il concetto e mi dispiace dover rompere il litigio perché erano tutti contenti adesso un intervento e si crea. No, non è una sorta di critica, anch'io sono piuttosto come dire ottimista, anche se non è nel mio carattere, però penso e ritengo che oggi noi non dobbiamo ancora fare un'operazione, però a distanza di 10 anni mi preoccupo che non siamo riusciti ancora a farla, di coniugare in modo molto più preciso e chiaro il problema del sindacato etnico, cioè della specificità dei lavoratori sardi e del lavoro in Sardegna, perché l'insularità non è un fatto geografico, è un fatto culturale, politico, ma queste cose sono state già dette, e la domanda di democrazia e di protagonismo che ci viene dal mondo del lavoro. A quel che quest'estate è venuto da me, ad Osimo, per essere preciso, paese da cui provengo, dintorni di Sassari, fuoco che ha distrutto circa il 70% del territorio, di cui un 25% fatto con una forestazione anomala a mio avviso, poiché era fatto di abeti, pini marittimi e altre cose che proprio in quei monti non ci sono mai stati. Tant'è che le fiamme in un battibaleno ne hanno avuto ragione. Si trattava di piante che il fuoco non lo conoscono, non si sono abituati. Non è che sono strughercoli, da voi che lo bruia di mistioni e torna a brottare, per usare un termine di Giampiero. Insomma, le piante autoctone in Sardegna lo conoscono il fuoco, si sanno difendere. Tant'è che, come ho detto prima, la successiva primavera germogliano di nuovo, ma la natura ha dato loro questa possibilità. Di tutto si è piantato da me ad Osimo. Io ora conosco anche la storia di Alto Sulcis, oppure nel centro Sardegna, via al monte dove ci sono i ripetitori TV, non so, vicino a Macomè. Bene, com'è che si sta piantando da noi queste piante che in Sardegna non hanno luogo di esistere, e non si piantano gli ozzastri, solcherco, soselighes, che sono le nostre piante autoctone, come dicevo prima, si sanno molto ben difendere dal fuoco. Beh, questa è una parentesi che ho voluto fare in merito a quel che ho visto sul filmato. Parliamo di sindacato. Sindacato unitario, soprattutto in Sardegna, ultimamente era gravato ed è gravato di gravi sconfitte, che ora ultimamente grazie a Berlusconi ha ripreso fiato. Mi dispiace. È gravato di sconfitte perché ha dedicato troppe forze al primario e poco o niente ha fatto per il terziario e il servizi. Le cifre fatte anche dal compagno Meloni stamane parlano chiaro. 250.000 disoccupati, persone, vale a dire che insomma su una popolazione di 1.700.000 persone circa di abitanti in Sardegna, vale a dire che sono un buon 40% tra persone che sono studenti o disoccupati o che sono attive in seno alla produzione. In pratica abbiamo solamente il 40% di lavoratori che produce ricchezza in Sardegna. Questo è un dato molto triste, vuol dire che l'altro rimanente 60% è a spalle di questo misero 40%. Però dopo mi ricollego ad un altro ragionamento che più voglio ampliare dopo. In soldi significa che tutto questo costa 350 miliardi all'anno di assistenzialismo, brutta parola, però molto ricorrente in Sardegna, e questo è un altro dato ancora molto più triste, perché si tratta di un furto, e circa 1.000 miliardi di mancata ricchezza, perché sono quell'altro 60% di uomo che produce, che ci manca, che ci viene sottratto. Ricchezza, chiamatelo mancato sviluppo, perdita di potere economico, contrattuale, politico. Io lo contemplo in tutti quanti questi altri vocaboli. Condizioni queste che lo Stato assistenziale, di nuovo ripeto,
sempre radicato in Sardegna, togliendole la potenzialità di quei 1000 miliardi a moneta attuale che per ogni anno dal dopoguerra a questa parte fanno circa 50.000 miliardi. Racconti questo, 50.000 miliardi di investimenti fatti in Sardegna significava avere non una Lombardia, ma che so, almeno un Lazio, un'Umbria. Invece ci ritroviamo ad essere in coda o un fanalino in base al reddito individuale in Italia. Non toccherò tutti i punti come in maniera abbastanza esauriente ha toccato il segretario generale e vorrei fare soltanto alcune brevi considerazioni sui trasporti, il settore nel quale opero. C'è un'epoca per tutte le cose e un tempo per ogni progetto. C'è un tempo per nascere, un tempo per morire, un tempo per seminare e uno per raccogliere i frutti. C'è un tempo per curare, uno per distruggere e un altro per costruire. Perché dico questo? Perché credo che per quanto ci riguardi sia giunto il tempo per costruire, puntini puntini. Nel 1879, grazie ad alla legge dei Petris, che garantiva il finanziamento per la realizzazione della rete ferroviaria secondaria della Sardegna, tutto questo da una idea del conte Cavour, che mirava ad utilizzare i cosiddetti trenini a scartamento ridotto per lo sviluppo dell'industria siderurgica e dei legnami e per collegare il centro dell'isola con le sue coste. Oggi, a ragione veduta, dopo più di un secolo, quegli itinerari tortuosi di cui fruirono banditi, mercanti, pastori, eccetera, e che emozionarono i primi viaggiatori illustri, i quali descrissero le sensazioni bellissime provate, oggi, dicevo, quegli itinerari meritano di essere ripercorsi. Altre persone più o meno illustri chiedono il ripristino di quei tracciati il cui paesaggio selvaggio, ma emozionante per la sua purezza, può essere scoperto solo percorrendo i tortuosi itinerari con dei trenini, qualcuno ne avrà sentito parlare, chiamati appunto trenino verde. Oggi le nostre coste sono tra le più rinomate nel mondo per la loro incantevole bellezza, per il mare pulito e non inquinato. Sono meta di migliaia di turisti che le invadono ogni estate. Ebbene, l'interno, selvaggio ed incontaminato della nostra isola, località a volte sconosciute persino agli indigeni, luoghi altrettanto incantevoli, aspettano di essere visitati. Ciò sarebbe possibile, e sarebbe questa un'occasione di rilancio delle ferrovie a scartamento ridotto, ripristinando antichi tracciati che partendo dalle coste possono consentire di raggiungere attraverso boschi secolari l'interno dell'isola riscoprendo il gusto dell'atavico. In Sardegna abbiamo la possibilità di sfruttare a basso costo, quindi con investimenti contenuti, risorse naturali quali appunto il turismo, problema toccato in maniera compiuta in un'altra assise, ma che non sia solo quello per il quale la Sardegna è nota, e mi riferisco alla Cosa Smeralda, ma appunto un turismo che possa essere sfruttato e goduto anche e soprattutto dai Lari Biancoso. Prendo a prestito una frase che 3 anni fa, sembra di aver sentito da Mazzola, sono Lari Biancoso, sono Matti Manzo. Con la politica economica manageriale messa in atto, messa in essere all'interno dei settori del trasporto, delle ferrovie dello Stato, eccetera, che tende a portare il servizio dove c'è l'utenza, si sta continuando a penalizzare la Sardegna, che viene ulteriormente isolata e quindi discriminata nelle scelte del governo centrale, in quanto per la scarsità demografica i servizi e le scelte di investimento tendono sempre ad allontanarsi. Oggi, dicevo, alle soglie del 2000 stiamo ancora viaggiando, trasportando
quell'utenza che ancora si serve della nostra ferrovia con mezzi di oltre mezzo secolo di attività, di vita. C'è stato un lieve aumento nel pedonalismo, aumento che ritengo potrebbe ulteriormente lievitare se non si costringessero i viaggiatori a sopportare certi disagi e se si offrissero loro un più posti a sedere.